dati che stiamo vedendo prospettici, quindi che vanno da Pasqua fino a fine settembre, in questo momento sono confortanti. Abbiamo un 11,4% di occupazione media alla data di oggi per la stagione, contro quella che era un 7 risicato dell'anno scorso, anche se insomma ante Covid in questo periodo nel 2020 eravamo a quasi un 14% di occupazione, quindi abbiamo ancora un margine da recuperare, ma il segnale di miglioramento c'è. Io credo che è giusto guardare con positività la prossima stagione e augurarci una stagione soddisfacente. Non voglio essere appunto troppo ottimista, quindi non voglio pensare ad una stagione al di sopra di quella vissuta l'anno scorso, perché credo plausibilmente che riapriranno anche altri mercati e che quindi probabilmente alcuni flussi che l'anno scorso dei quali abbiamo beneficiato l'anno scorso per vicinanza, probabilmente potrebbero scegliere anche altre mete, anche se sono un punto fiducioso sul fatto che siamo riusciti a soddisfarli bene l'anno scorso e che qualcuno in più possa frequentare le nostre coste. In questo momento stiamo ricevendo degli aumenti pesanti da parte di molte forniture, le forniture di energia e gas ovviamente sono quelle più in luce in primo piano in questo momento e quelle che stanno registrando i maggiori aumenti, ma è evidente che questi aumenti si riverberano su tutti i nostri fornitori, su tutti i servizi dei quali usufruiamo nell'erogare la nostra offerta turistica. Capisco le problematiche delle aziende che in questo momento ci stanno recapitando lettere di aumenti, faccio un esempio su tutte, evidentemente le lavanderie dei quali noi usufruiamo direi nella maggior parte dei casi, hanno prodotto un aumento flat direi del 22%, quindi sarà un aumento importante per quello che è un costo altrettanto importante per le nostre aziende. Come Federalberghi è chiaro che ci stiamo interessando in particolare del tema del caro bollette, ma non potrà essere una soluzione il contenimento degli oneri di sistema da parte del governo, che è evidente sia l'unica voce sulla quale possono lavorare. Qui vanno fatti interventi un po' più strutturali e un supporto a tutto il sistema produttivo in generale, non solo quello del turismo, che alla luce di questi aumenti rischia di essere messo gravemente in difficoltà, ma guardo anche alle famiglie, perché questi aumenti non toccano solo le imprese, evidentemente toccano la frutta, toccano la verdura, evidentemente sono aumenti che toccano tutte le catene produttive e le catene di servizio, quindi il problema è tanto delle imprese quanto delle singole famiglie.